Ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. Iniziamo con una notizia che arriva da Agrigento. La denuncia di una madre di due ragazze di 12 e 13 anni ha portato alla luce un atroce caso di abuso sessuale su minori. Secondo quanto riportato, due tredicenni avrebbero costretto le sorelline a compiere atti sessuali, avrebbero ripreso tutto con il cellulare, diffondendo poi il video su vari gruppi WhatsApp. Succede ad Agrigento, ma è un fenomeno sempre più diffuso che coinvolge l'attenzione delle famiglie e delle scuole. Cambiamo pagina, violento incidente stradale in viale Margherita di Savoia ed esattamente nella strada che porta da Palermo alla borgata di Mondello. Un uomo di 35 anni sarebbe rimasto gravemente ferito dopo essere finito contro un albero. L'automobilista, a bordo di un Alfa Romeo, è stato soccorso dai sanitari del 112, ha riportato ferite, è stato intubato e portato in codice rosso a Villa Sofia, mentre un bimbo presente nell'auto ha riportato soltanto lievi ferite. Un incendio è scoppiato in un appartamento in via Tenente Sole vicino alla Fiera del Mediterraneo. Siamo sempre a Palermo. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme. Fortunatamente i pompieri hanno agito tempestivamente per salvare le 5 persone rimaste bloccate all'interno dell'abitazione. Infine, bilancio positivo per il Carnevale di Acireale, il più bello di Sicilia. Diffusi i dati, sono stati venduti quasi 80.000 biglietti per un incasso che ha sfiorato i 500.000 euro, un autentico record che sottolinea la bontà della scelta legata all'introduzione del ticket di ingresso. Il sindaco Stefano Ali e l'assessore al turismo Fabio Manciagli hanno rivolto un elogio al consiglio di amministrazione della Fondazione Carnevale di Acireale. Il presidente Cundari ha ringraziato e sottolineato il ruolo degli artigiani carristi per la buona riuscita della manifestazione. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.